L'ultimo saluto ieri ai funerali della collega ed insegnante Loredana Guida, morta dopo aver contratto la malaria in Nigeria. Indagati 10 autisti dell'azienda che si occupa di trasporti, oggi sono pagati per stare a casa dopo essere stati licenziati e reintegrati. PM e consulente della Tuali, accusa di truffa aggravata e interruzione di pubblico servizio. Scoperte 3 case d'appuntamento ad Agrigento, i poliziotti avevano notato un via vai di prostitute e transessuali, arrestati marito, moglie e figlio. Pugno di ferro dell'amministrazione Firetto contro chi non differenzia i rifiuti, anche le grandi utenze come ospedali, uffici e centri commerciali devono rigare dritto. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ieri ad Agrigento, nella chiesa San Nicola a Fontanelle, partecipazione e commozione in occasione dei funerali della giornalista e insegnante Loredana Guida, morta a 44 anni dopo aver contratto in vacanza in Nigeria la malaria. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Tanta la gente che ieri ha assistito commossa ai funerali della giovane Loredana Guida, giornalista e insegnante, che per un caso di malaria non saputa diagnosticare all'ospedale di Agrigento ha perso la vita, sconfitta dal male. Loredana si era recata in Nigeria in quanto voleva fare attività di volontariato e prodigarsi per la costruzione di un ospedale o di una scuola, ma al suo ritorno si è sentita male e recatasi immediatamente in ospedale con una forte febbre e nausea. L'attesa si è protratta inutilmente per circa 9 ore senza che nulla accadesse e nessuna cura le fosse stata data, rientrata a casa dopo aver firmato le dimissioni. Dopo 5 giorni Loredana si è recata nuovamente in ospedale, in ambulanza, quasi in coma. Questa volta a nulla sono valse le cure e la ricerca spasmodica di un vaccino nei vari ospedali siciliani tra Catania, Messina e Palermo. La giovane, strongata dal virus, non ha resistito e il suo cuore ha smesso di battere. Era il giorno 28 gennaio scorso. I familiari, così delusi da tale abbandono, noncuranza e mancanza di cura, hanno esposto il caso in procura presentando formale denuncia. Le autorità giudiziarie per questo hanno aperto immediatamente un'inchiesta. Pochi giorni fa la notizia che sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo ben 7 persone, tra medici e infermieri, tra cui anche il suo medico curante, e su tale fronte si aspettano gli esiti dell'esame autoptico che saranno consegnati entro 3 mesi. Anche l'ASP di Agrigento per l'occasione ha istituito una commissione d'inchiesta per fare luce su quanto realmente è successo all'ospedale San Giovanni di Dio. Ieri ai funerali davanti alla chiesa anche un banchetto per la raccolta dei fondi per la costruzione di un ospedale che Loredana voleva costruire in chiesa africana, un modo così per non dimenticarla. I funerali di Loredana sono stati celebrati presso la chiesa di Fontanelle da Don Carmelo Petrone, una chiesa gremita di amici e conoscenti, che ha dichiarato nel suo ricordo della giovane Loredana e collega: sono tanti sentimenti nel mio cuore, l'incredulità di fronte a quanto accaduto, ma anche l'inadeguatezza a pronunciare parole che possono scendere nel cuore e lenire almeno un poco la sofferenza. Una morte così per Don Carmelo lascia increduli, storditi, pieni di dolore. Ecco perché solo con il silenzio, le lacrime, gli abbracci e la preghiera ci stringiamo ai familiari di Loredana. Così Don Carmelo ha voluto interpretare i sentimenti di quanto affollavano la chiesa ieri a Fontanelle, una chiesa dove Agrigento si è stretta attorno ai familiari di Loredana Guida, la giornalista insegnante, morta soli a 44 anni. Abbiamo il cuore gonfio di dolore per quanto accaduto, ha continuato Don Carmelo Petrone. Il nostro cuore è appesantito da tante domande che non trovano alcuna risposta, che disorientano e intristiscono. Toccanti le testimonianze in chiesa dei vari colleghi, insegnanti, giornalisti e delle sorelle. Per i giornalisti ha preso la parola Silvio Schembri, che con Loredana aveva condiviso l'esperienza lavorativa. Più volte durante il rito funebre è stato ricordato il sorriso, la risata che contraddistingueva Loredana. Sembra che il distacco della morte abbia creato un valico incolmabile e il pianto e il dolore di tutti noi sia l'unico saluto di addio che possiamo dare a Loredana. Sembra le parole di fede che abbiamo ascoltato ci dicono che il pianto e il dolore ha lanciato un messaggio a Don Carmelo si trasformino in speranza. Cristo è risorto e con lui anche noi risorgeremo. Presenti anche il comandante dei carabinieri Giovanni Pellegrino e il sindaco Lillo Firetto e tanti alunni della scuola dove è insegnata. La salma è stata poi portata al cimitero di Cianciana. E anche in questa terribile storia che ti riguarda faremo così.
Continueremo a scrivere e a vigilare, andando a fondo, perseguendo il solo scopo della verità, senza abbassare la guardia. Te lo dobbiamo. Grazie per la tua sincerità e onestà, per la tua amicizia. Noi faremo di tutto, te lo prometto, affinché resti vivo il tuo ricordo e la tua passione. Lo faremo perché ci hai dato tanto e ci dobbiamo tanto noi. Dobbiamo bene. Indagati 10 autisti della TUA, l'azienda che si occupa dei trasporti pubblici ad Agrigento. Per il PM avrebbero deviato i tragitti e fatto la cresta sui biglietti. Per le stesse ragioni erano stati licenziati dalla TUA e poi reintegrati dal giudice, ma l'azienda ha preferito pagarli per stare a casa, non farli insomma lavorare. Per i dipendenti invece sarebbe tutto un pretesto per sfoltire il personale. I particolari nel servizio. 10 dipendenti della TUA hanno ricevuto la notifica di conclusione delle indagini preliminari per l'inchiesta che li vedrebbe come protagonisti per truffa aggravata e interruzione di pubblico servizio. Tutto avrebbe avuto inizio qualche anno fa, quando gli autisti, secondo l'accusa, avrebbero cominciato a fare la cresta sui biglietti, vendendoli a un prezzo maggiore di quello dovuto o addirittura riciclandoli e rivendendoli più volte. E sempre secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbero deviato il percorso degli autobus per proprie esigenze personali, anche non rispettando le fermate a danno degli utenti che aspettavano invano. Adesso gli avvocati difensori dei sospettati chiederanno al GUP di non procedere con il rinvio a giudizio. In particolare gli avvocati Leonardo Marino e Alessandro Rampello, che difendono la metà degli indagati, sottolineano come l'inchiesta sia partita da una denuncia dell'azienda stessa. La società avrebbe licenziato dei dipendenti a seguito di una relazione investigativa commissionata sempre dalla TUA ad un proprio incaricato. Relazione che si baserebbe su un solo giorno lavorativo per ogni dipendente. E continuano gli avvocati difensori nei numerosi giudizi proposti davanti al giudice del Tribunale del Lavoro di Agrigento, che vanno avanti da quasi 2 anni. È stato accertato che tutti i licenziamenti della TUA si basano su fatti del tutto privi di prova e privi di ogni valore. I legali ricordano inoltre che tutti i licenziamenti della TUA sono stati annullati dal Tribunale con apposite ordinanze, mentre i lavoratori ingiustamente licenziati sono stati reintegrati dal giudice. La TUA però ha di fatto impedito ai lavoratori, nonostante le loro ripetute richieste, di tornare concretamente al lavoro, preferendo pagare stipendi e contributi ai lavoratori, ma imponendogli di restare a casa. Scoperte 3 case d'appuntamento in via Saponara ad Agrigento, arrestati marito, moglie e figlio. I poliziotti della squadra mobile già all'inizio del 2019 avevano notato uno strano via vai da quelle abitazioni dove esercitavano prostitute e transessuali. Il nostro direttore Arturo Cantella. Giro di prostituzione scoperto ad Agrigento dalla squadra mobile della Polizia di Stato in via Saponara, in pieno centro storico cittadino, in un'operazione denominata Bed and Babies, i cui dettagli sono stati illustrati oggi in una conferenza stampa presieduta dal dottor Giovanni Minardi, capo della squadra mobile. Infatti ieri la Polizia di Stato di Agrigento ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare di sottoposizione agli arresti domiciliari emessa dal GIP Alessandra Vella a carico di Emanuele Paci del 53, della moglie Pierina Miccichè del 57 e del loro figlio classe 90, ritenuti responsabili in concorso del reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione aggravato. Il personale della Polizia di Stato della squadra mobile, diretta da Giovanni Minardi, ha così sviluppato per diversi mesi e fino all'inizio del 2019 un'articolata attività investigativa che ha permesso di accertare come un notevole flusso di soggetti si recavano al fine di consumare prestazioni sessuali presso 3 abitazioni site in via Saponara e tutti riconducibili al nucleo familiare di Emanuele Pace. Le indagini hanno così permesso di verificare la consapevolezza degli arresti circa le attività a cui erano destinati i locali di via Saponara da parte di prostitute e transessuali che pagavano per tale utilizzo prezzi di affitti maggiorati, usufruendo anche dei servizi di supporto logistico degli odierni arrestati.
Le attività sono state condotte dal sostituto procuratore Elenia Manno della Procura della Repubblica di Agrigento, diretta dal dottor Luigi Patronaggio. Gli elementi probatori a carico dei congiunti pace sono costituiti da attività di monitoraggio, perquisizioni, sequestri e acquisizione di documenti riscontrati sui siti anche di incontri hot della nostra provincia. Nel corso dell'indagine numerosi i clienti di diverse età e professionisti individuati che sono stati accompagnati alla squadra mobile, dove hanno confermato il motivo delle loro visite nella via Saponara. L'operazione ha coinvolto anche una ventina di operatori della squadra mobile, dell'UPG, della Polizia Scientifica e dell'Ufficio Immigrazione. Sì, l'attività che è stata iniziata già da più di un anno ha evidenziato un notevole via vai di persone, di avventori verso questa inusuale attività. Gli accertamenti che abbiamo espletato ci hanno consentito di verificare che in effetti all'interno dell'attività, all'interno di questi alloggi si esercitasse l'attività di meretricio da parte di donne transessuali italiane e straniere. Quindi a seguito di tutti questi accertamenti abbiamo chiuso il cerchio e l'autorità giudiziaria ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare e i destinatari di questa ordinanza sono stati sottoposti ieri alla misura degli arresti domiciliari da parte di personale della squadra mobile con l'ausilio di personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Agrigento e dell'Ufficio Immigrazione. È stata un'attività sicuramente molto complessa, molto laboriosa, che ha richiesto un notevole impegno al personale operante. Erano camuffati come normali attività, come normali case che venivano affittate, soltanto che l'affitto era riservato ad un'utenza particolare, quindi solo ed esclusivamente a persone che avessero determinati requisiti. Nel tempo è stato accertato sicuramente la presenza di numerose persone, di numerosi avventori. La questione più rilevante è il fatto che vi era, per usare delle parole di uno degli indagati, una clientela selezionata nell'affitto di queste stanze per vacanze, nel senso che difficilmente i proprietari concedevano in affitto queste abitazioni a, tra virgolette, clienti normali. L'amministrazione comunale di Agrigento avvia una rigorosa campagna per la regolarizzazione del conferimento dei rifiuti delle grandi utenze come ospedali, uffici pubblici e grandi esercizi commerciali. L'assessore all'ecologia Nello Amel spiega: domani è stata programmata una riunione con il responsabile dell'unità ospedaliera San Giovanni di Dio finalizzata alla regolarizzazione del conferimento dei vari reparti. Alla riunione parteciperanno i responsabili della società che gestiscono la pulizia dei locali ospedalieri, ai quali saranno date puntuali direttive sulla differenziazione dei rifiuti. E poi, nel caso di conferimenti non conformi, saranno elevate pesanti sanzioni e la rimozione dei rifiuti sarà fatta con l'addebito dei costi all'azienda ospedaliera. Continua Amel: gli interventi sulle grandi utenze continueranno nel corso della settimana e riguarderanno gli uffici pubblici e le grandi distribuzioni. Questa attività consentirà di abbattere i costi della raccolta per consistenti importi e aumentare le percentuali della differenziata della città di Agrigento e inoltre si rende necessaria per garantire un equo trattamento tra le utenze private e le grandi utenze. Blitz antimafia tra Balestrate e Partinico, fermato un tentativo di omicidio. Guardate. La direzione distrettuale antimafia di Palermo ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto eseguito dai carabinieri della compagnia di Partinico nei confronti di Alfonso Scalici di Balestrate, accusato di associazione mafiosa, acquisto per spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed estorsione, e Maurizio Conigliaro di Palermo, reo di aver acquistato dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente in corso con Scalici, storico appartenente alla famiglia mafiosa di Balestrate e meglio inquadrata all'interno del mandamento di Partinico. In tal senso, utili elementi si ricavano anche dalle dichiarazioni rese nel gennaio scorso da Filippo Bisconti, divenuto collaboratore di giustizia a seguito del fermo nel dicembre 2018 nell'ambito dell'operazione Cupola 2.0.
Concreti elementi circa la forza dell'intimidazione espressa sul territorio del comune di Balestrate da Scalici emergono dall'analisi delle modalità cui lo stesso è ricorso per il recupero di somme di denaro di cui gli erano debitori vari acquirenti di stupefacente. In particolare sono emersi indizi anche in relazione a una richiesta estorsiva nei confronti di un cittadino balestratese, ma la rilevante figura del boss emerge per una ben più grave vicenda relativa alla programmazione di un'azione di fuoco finalizzata a gambizzare un ragazzo mazzarese debitore nei suoi confronti e nei suoi fornitori palermitani, tra i quali lo stesso Conigliaro, della somma di 45.000 euro, a seguito della cessione di 1 chilogrammo di cocaina avvenuta 2 anni addietro. Per la risoluzione di tale problematica Scalici programma tutto ad arte, decidendo di avvalersi, oltre che al Conigliaro, anche di un altro pregiudicato palermitano a lui fedele. L'inchiesta della DDA di Palermo ha per ultimo svelato il particolare attivismo di Scalici, il quale avrebbe tra l'altro mirato alla gestione dell'appalto per la nuova villa comunale di Balestrate. Questo è il nuovo volto della mafia palermitana, ossia quello costituito da giovani rampanti pregiudicati abili nel fare e nell'aver fatto veloce carriera all'interno di Cosa Nostra. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Agrigento si prepara ad incontrare il vice ministro alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri in un appuntamento che dà seguito alla maxi manifestazione contro l'isolamento viario della provincia di Agrigento. C'è il servizio. Dopo la grande marcia dei sindaci del 25 gennaio scorso, in previsione dell'incontro di sabato 8 febbraio in prefettura col vice ministro alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri e con i vertici di ANAS, il cartello sociale che ha organizzato la manifestazione, composto dall'ufficio di pastorale sociale del lavoro della Curia Arcivescovile di Agrigento e dai sindacati CGIL e Cisl-Will, chiede ai presidenti dei consigli comunali agrigentini di adottare la piattaforma rivendicativa contro l'isolamento geografico della provincia. In continuità con le iniziative sviluppate contro l'isolamento della provincia di Agrigento e a seguito della recente straordinaria manifestazione popolare, si legge in una nota, il cartello sociale di Agrigento ha invitato i presidenti del Consiglio dei Comuni della provincia a manifestare la loro adesione alla battaglia di civiltà condotta dal cartello sociale e dai sindaci. Uno dei primi a raccogliere l'invito e a calendarizzare una mozione da discutere e far approvare all'Assemblea cittadina è stato il presidente del Consiglio Comunale di Canicattì, Alberto Tedesco. Lo stesso presidente è firmatario della proposta di delibera che sarà discussa domani, venerdì 7 febbraio alle 19 durante la seduta del Consiglio Comunale. Premesso, scrive Tedesco, che si è dato vita a un movimento territoriale che sta creando momenti di confronto per fare in modo che le autorità competenti possano ascoltare la voce di chi reclama la massima attenzione su criticità più volte denunciate e che compromettono notevolmente la mobilità delle popolazioni interessate e la possibilità di crescita economica di un'area con grandi potenzialità. Premesso ancora che le priorità individuate ricadono sul completamento rapido dei lavori della 640, della 189, dell'ammodernamento della 115, oltre al potenziamento della rete ferroviaria, la mozione, aggiunge il Presidente, impegna l'amministrazione comunale a sostenere il percorso di sensibilizzazione sul tema delle infrastrutture con il supporto della Prefettura, in collaborazione con l'Ufficio di Pastorale Sociale dell'Arcidiocesi e tutte le altre forze sociali, e a promuovere inoltre la costituzione di appositi tavoli tecnico-istituzionali che possano seguire, vigilare e intervenire affinché le opere indispensabili siano al più presto programmate, realizzate e rese fruibili per la collettività. Tedesco, in sostanza, ha raccolto l'invito che l'Ufficio di Pastorale Sociale, assieme al cartello sociale, ha proposto ai presidenti dei consigli comunali di convocare le sedute in vista dell'incontro con il vice ministro Giancarlo Cancelleri sul tema della precarietà delle infrastrutture viarie dell'Agrigentino e ad approvare lo stesso schema di delibera da consegnare alle rappresentanti del governo giorno 8 febbraio, sabato prossimo. Si propone ai consiglieri comunali che condividono l'iniziativa di chiedere la costituzione di appositi tavoli tecnico-istituzionali che possano seguire, vigilare e intervenire affinché le opere indispensabili siano al più presto completate, realizzate e rese fruibili per la collettività, scrive il cartello sociale. I sindacati intanto hanno scritto al prefetto Dario Caputo per anticipare qualche argomento di cui si chiedono precise risposte. Ponte Petrusa, viadotto Agragas, cioè il Ponte Morandi, galleria sulla statale 118 dal chilometro 146 al chilometro 146-900, la Raffaele Agrigento, Ponte Bivio Milena e le statali 115, 119 e 640.
indicano i segretari di CGIL Alfonso Buscemi, CISL Emanuele Gallo e Will Gero Acquisto. Si chiede di sapere per ogni singola opera se ci sono lavori in corso, quanti turni di lavoro giornaliero sono previsti e quante unità di lavoratori sono impegnati per ogni turno di lavoro, la data prevista di fine lavoro ed eventuali penalità previste in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori. Stop al baronato nella scelta dei primari dei policlinici universitari siciliani, un protocollo d'intesa firmato fra l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza e i rettori dei 3 atenei pubblici cambia le regole della selezione dei direttori di struttura complessa, più trasparenza e nuove misure anticorruzione. Vediamo. Nuove misure in materia di governance e rafforzamento degli standard anticorruzione, di applicazione dei principi di concorrenza e di merito nella selezione dei direttori di struttura complessa. Sono solo alcune delle novità introdotte dal protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università di Palermo, Catania e Messina, al fine di migliorare il funzionamento delle aziende ospedaliere universitarie nelle 3 aree metropolitane di riferimento, integrando con maggiore efficacia i servizi assistenziali all'attività didattico-scientifica. Il documento è stato siglato dall'assessore regionale alla salute Ruggero Razza e dai rettori Fabrizio Micari, Francesco Priolo e Salvatore Cuzzocrea, rispettivamente alla guida degli atenei di Palermo, Catania e Messina. Il protocollo avrà una durata triennale e contiene alcune novità, anche di adeguamento alla rete ospedaliera vigente, varata nel gennaio 2019. In particolare, per la nomina delle figure apicali delle strutture ospedaliere, si procederà mediante una selezione che dovrà avvenire attraverso il ricorso ai principi fondanti delle procedure concorsuali, pubblicità e trasparenza, massima partecipazione e adeguata motivazione della nomina del primario. Il documento estende inoltre la possibilità di far ricoprire l'incarico di direttore di struttura complessa anche ai docenti associati. Fra le misure più significative c'è l'istituzione del Comitato di valutazione dei conflitti di interesse per perseguimento della prevenzione dei fenomeni corruttivi, con particolare riferimento ai contratti pubblici per l'acquisizione dei beni e servizi, dei farmaci e dei dispositivi sanitari e medicali. Viene infine affermato l'importante principio secondo cui il criterio dell'organizzazione dipartimentale dei policlinici diventa il modello ordinario di gestione dell'azienda ospedaliera universitaria, fondata sul principio di eguaglianza e di parità di coinvolgimento tra dirigenza universitaria e aziendale, per raggiungere gli obiettivi di assistenza sanitaria rivolta ai cittadini. Ringrazio, ha affermato il governatore della Sicilia Nello Musumeci, i magnifici rettori dalle nostre università, poiché hanno condiviso un percorso che ci consegna un protocollo all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e rende i policlinici universitari luoghi di ricerca e di formazione, ma anche di assistenza, come i più grandi ospedali del mondo. Ritorna all'era dei concorsi anche nei policlinici, mentre fino ad oggi il percorso di crescita è stato legato più ai profili accademici e meno a quelli assistenziali. Arriviamo con soddisfazione, commenta il rettore di Palermo Fabrizio Micari, alla conclusione di questo percorso impegnativo, iniziato 4 anni fa, che definisce il rapporto tra Regione e Atenei su un tema fondamentale come quello dell'assistenza e della salute. Anche la Sicilia si ferma, stop di 2 ore delle linee ferroviarie dopo l'incidente del treno deragliato a Lodi, morti i macchinisti. C'è il servizio. Un treno Frecciarossa è deragliato questa mattina, provocando 2 vittime. L'incidente è avvenuto vicino alla stazione di Divagra, in provincia di Lodi. Le vittime sono i 2 macchinisti. Fortunatamente tra i passeggeri non si registrano feriti gravi. La motrice del treno, partito da Milano e diretto a Salerno, sarebbe uscita dalle rotaie finendo contro una palazzina delle ferrovie. A poche ore dall'incidente i sindacati hanno proclamato uno sciopero di 2 ore di tutti i ferrovieri dipendenti da tutte le aziende del settore operanti sulla rete nazionale e locale a partire dalle ore 12 di domani. La notizia della perdita di 2 macchinisti e del ferimento di 2 membri dell'equipaggio e di 25 passeggeri, scrivono in una nota Filt CGIL, Fit CIS, Will Trasporti, Fast Confals, UGL, TAF e Orsa, ci addolora profondamente. Esprimiamo vicinanza e cordoglio alle famiglie dei 2 macchinisti deceduti e auguriamo pronta guarigione ai membri dell'equipaggio e ai passeggeri feriti.
È terribile, proseguono le organizzazioni sindacali, che facendo correttamente, diligentemente e con professionalità e passione il proprio lavoro si possa perdere la vita, ed è ancora più inaccettabile quando questi eventi si verificano in un sistema tra i più avanzati a livello mondiale dal punto di vista della sicurezza. Siamo stati già convocati dal gruppo FS, prosegue la nota delle organizzazioni sindacali, alle ore 12 di domani e vogliamo capire, per quanto sarà possibile, la dinamica dell'incidente, dopodiché avvieremo tutte le iniziative del caso. In considerazione dell'estrema gravità dell'incidente e nel rispetto delle vite umane, domani, concludono FIT CGIL, FIT CISL, Wiltrasporto, Fast Consal, UIGL, TAF e Orsa, ci sarà uno sciopero di 2 ore di tutti i ferrovieri dipendenti da tutte le aziende di settore operanti sulla rete nazionale e locale, a partire dalle ore 12 ai sensi della vigente normativa in materia. Come sempre, conclude la nota, la famiglia dei ferrovieri si stringe ed è solidale con i familiari delle vittime. Inchiesta montante, revocata la scorta a Marco Venturi, imprenditore e testimone chiave. C'è il servizio. Su proposta della prefettura di Caltanissetta, il Ministero dell'Interno ha revocato la scorta all'imprenditore Marco Venturi, noto per essere stato uno dei testimoni chiave nell'inchiesta condotta dalla procura nissena sul cosiddetto sistema montante, terminata con la definitiva condanna a 14 anni di carcere per l'ex presidente di Sicindustria, accusato di aver messo in piedi una fitta rete di spionaggio con la compiacenza di uomini delle forze dell'ordine. A Marco Venturi, grande accusatore dell'ex numero 1 degli industriali siciliani, era stata assegnata una tutela su auto non protetta. La decisione in merito alla revoca è stata presa il 31 gennaio scorso e comunicata all'imprenditore il 3 febbraio. Venturi è stato tra i protagonisti della svolta anti-racket di Sicindustria proprio sotto la guida di Montante, da cui prese le distanze diventando uno dei testimoni dell'accusa. Insieme a Venturi non si può non annoverare Alfonso Cicero, altro tassello chiave nell'inchiesta della DDA di Caltanissetta. Grazie alle testimonianze rese dai due ai PM, l'indagine, come si legge nell'ordinanza del GIP di oltre 2500 pagine, si è allargata su aspetti nuovi legati alla creazione di un sistema di potere e relazioni tra imprenditori, politici, uomini dei servizi segreti e forze dell'ordine. Sotto i governi di Raffaele Lombardo ed in particolare quello di Rosario Crocetta, Venturi fu assessore regionale alle attività produttive proprio in quota a Confindustria, ed è dopo la fuga di notizie sull'inchiesta a carico di Montante che Venturi comincia a nutrire dubbi sul sedicente paladino dell'antimafia. Si sente strumentalizzato, comincia ad avere paura. Ne parla coi collaboratori più stretti, tra cui Cicero, geometra al quale era stata affidata la guida dell'IRSAP, Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, che per legge acquisiva la gestione delle aree industriali dell'isola. Cicero e Venturi nel corso dell'inchiesta si recheranno più e più volte dai PM, riempiendo pagine di verbali. Venturi si recherà pure a Roma per essere ascoltato dalla Commissione Nazionale Antimafia, tanto da diventare il principale accusatore di Antonello Montante. Baraccopoli di Messina in mostra a Montecitorio. Alla Camera dei Deputati si discute di una delle più grandi ed antiche favelas d'Europa. I dettagli nel servizio. La baraccopoli messinese finisce anche alla Camera dei Deputati a Roma. È stata inaugurata infatti la mostra di Federico Ficarra dal titolo Serie D, 7.000 italiani nella baraccopoli di Messina. Negli scatti esposti a Montecitorio si racconta una delle pagine più negative della storia della città dello Stretto. Un'emergenza abitativa che si trascina da decenni e che recentemente è finita alla ribalta nazionale grazie anche al sindaco Cateno De Luca. La mostra sarà visitabile dal pubblico nel corridoio degli atti parlamentari della Biblioteca della Camera dei Deputati fino al prossimo 14 febbraio. Prima dell'inaugurazione della mostra si è svolto un convegno organizzato dal deputato di Forza Italia Matilde Siracusano, un'importante occasione di incontro, di confronto e di riflessione in merito ad una delle realtà più complesse del Sud Italia. Vogliamo far conoscere al Paese, evidenzia l'onorevole Siracusano, la baraccopoli di Messina, perché pensiamo sia giunto il momento di risolvere un problema enorme che la città dello Stretto si trascina da tanti anni.
Oggi siamo riuniti alla Camera dei Deputati in Sala Aldo Moro per un convegno inaugurale della mostra fotografica che ci racconta attraverso le immagini un dramma che sembra circoscritto alla città di Messina, ma in realtà ha le caratteristiche e la drammaticità di un'emergenza nazionale. Ecco lo scopo di questa mostra fotografica, per sensibilizzare la comunità nazionale rispetto a un problema talmente grande che è giusto che sia interpretato e affrontato come emergenza nazionale. Nella baraccopoli di Messina vivono più di 8.000 persone, uomini, donne e bambini che non meritano di vivere in quelle condizioni, perché nessun uomo, nessuna donna e nessun bambino merita di vivere in capanne con tetti in Eternit, con forni a cielo aperto e in mezzo ai topi. Non è degno di nessun uomo. Ecco perché oggi siamo qui per affrontare il problema in modo assolutamente coraggioso e davvero come un'emergenza nazionale. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Sant'Agata è tornata a casa. Per Catania quest'anno una festa indimenticabile. Dopo anni di polemiche, inchieste e paganesimo, la fede e la devozione sono tornate al centro della festa della Santa Patrona. C'è il servizio. Cittadini, siamo tutti devoti tutti e non ne siamo sulle mazzoletti, Dal 3 al 5 febbraio Catania si ferma per rendere omaggio alla patrona Sant'Agata, la Santuzza, come viene chiamata dai catanesi. 3 giornate di festa alla quale partecipano non solo i fedeli della città etnea, ma anche quelli provenienti dalle località limitrofe. Secondo alcune stime, sono più di 1 milione tra fedeli e turisti coloro che giungono in città per partecipare ai festeggiamenti. Giorno e notte, per le strade di Catania, religione e folklore si intrecciano, dando vita ad una delle processioni più suggestive. Sant'Agata riesce a unire tutti e attira anche tanti curiosi che vogliono assistere a una delle feste religiose più importanti della Sicilia e del mondo. Agata nacque intorno al 230 d.C. da una famiglia di nobili catanesi di religione cristiana, mentre la città di Catania era sotto la dominazione romana che perseguiva barbaramente i cristiani. Nel giorno della processione, il fercolo d'argento, contenente il busto con le reliquie della santa, viene instancabilmente portato in giro per le vie cittadine da numerosi devoti, vestiti con il tradizionale sacco. Si tratta di una tunica bianca stretta da un cordone, cuffia nere e fazzoletto e guanti bianchi. La vara della patrona percorre in processione le vie della città con i devoti aggrappati a 2 cordoni di oltre 100 metri. Il fercolo della Santa viene accompagnato da 11 cannalori, alte colonne di legno che rappresentano le corporazioni delle arti e dei mestieri della città. Vengono portati in spalla da 4 o 12 portatori. Accompagnano il fercolo della Santa con una particolare andatura, chiamata annacata. Al grido unanime "Cittadini, cittadini, siamo tutti devoti", le reliquie percorrono le strade di Catania, una processione lunghissima e affascinante. È la più importante festa religiosa della città di Catania e si svolge tutti gli anni nel mese di febbraio, nei giorni che rappresentano il martirio della Santa Catanese. Il 3 febbraio si svolge la processione dell'offerta della cera alla Santa. La processione parte dalla chiesa di Sant'Agata alla fornace, realizzata sull'antica fornace in cui è stata martirizzata la Santa, e raggiunge la cattedrale in piazza Duomo. Ai festeggiamenti partecipano tutte le autorità civili e religiose della città, il sindaco e alcuni rappresentanti della giunta a bordo della carrozza del Senato. 2 carrozze settecentesche che appartenevano all'antico Senato della città. Dalla sede del municipio, Palazzo degli Elefanti, raggiungono la chiesa di San Biagio per consegnare le chiavi della città alle autorità religiose. Il 4 si svolge nella cattedrale di Piazza Duomo la Messa dell'Aurora, con il busto reliquiario raffigurante Sant'Agata che esce dalla cameretta in cui viene custodito. Avviene così dopo un anno l'incontro tra la Santa e i fedeli. Il fercolo, dopo la funzione religiosa, inizia la processione che si conclude davanti la chiesa di San Domenico, con la caratteristica acchianata dei Cappuccini. Il giorno di Sant'Agata, il 5 febbraio, si vive il clou della festa,
Una giornata che inizia con la Santa Messa in cattedrale e si conclude a tarda notte con il rientro del Fercolo della Santuzza. La processione inizia dopo il tramonto e si conclude spesso all'alba con i fuochi pirotecnici. Calcio, uno sguardo al campionato di eccellenza e possibili movimenti in classifica con Carmelo Lentini. A 10 giornate dalla fine del campionato, solo un tracollo del Dattilo potrebbe rimettere in corsa per il salto di categoria la compagine biancazzurra del tecnico Totovullo. I punti di distacco della vetta sono diventati 8 e la seconda posizione è ritornata in mano al Canicattì, che proprio domenica prossima sarà ospite dell'Esseneto. Tutto questo chiaramente a 10 giornate dalla conclusione del torneo, che mette in palio ben 30 punti. In poche parole, l'Akragas, per inserirsi nella lotta al vertice, è obbligata a vincere tutte le gare in programma, compresa la sfida diretta esterna con il Dattilo, e poi sperare in qualche passo falso dell'avversario. Con il vantaggio accumulato, la compagine trapanese però potrebbe concedersi il lusso di perdere anche un paio di partite. I giochi sono fatti? A guardare la classifica sembrerebbe di sì, ed l'unica tenue speranza di raggiungere la D passa dall'esito dei playoff, e qui sarà importante classificarsi in seconda posizione per avere diritto a disputare quantomeno in casa lo spareggio. Adesso domenica prossima una prima indicazione potrebbe darle il risultato che scaturirà fuori dal match interno con i Canicattì di Pippo Romano, anch'esso proiettato verso una posizione ottimale per la disputa dei playoff e promozione. Intanto l'Akragas ha ripreso la preparazione e lo spogliatoio sembra essere tornato ai livelli ottimali. Sono stati recuperati Biancola, Taormina e Procida, che al Valentino Mazzola hanno fatto il loro rientro senza problemi. Ma occhio al derby con il Canicattì, per il quale la società biancazzurra è indetta la giornata biancazzurra, per cui abbonamenti e ingressi di favore sono di fatto sospesi. Il tifoso in possesso della tessera avrà diritto comunque ad occupare il posto assegnato nell'abbonamento nella stagione 2019-2020, praticamente quella attuale. Sul fronte disciplinare, invece, il giudice sportivo ha fermato per una giornata il difensore Biancola e sarà l'unico assente nella sfida contro il Canicattì di Pippo Romano, mentre si aggiunge alla lista dei diffidati il centrocampista Giuseppe Pirrone. Ed il calcio è anche un momento di svago per i minori non accompagnati. Parliamo del progetto Rete, vediamo. Sui campetti qui di Giovanni Sorce è partito da qualche anno il progetto che interessa i giovani extracomunitari nel nostro territorio. Di che cosa si tratta, Stefano? Devo dire che questo progetto Rete è un progetto molto importante, uno dei tanti progetti che il settore giovanile porta avanti ed è un progetto che ha una finalità sociale. Infatti l'obiettivo principale è quello dell'integrazione sociale di tutti questi ragazzi che arrivano, minorenni non accompagnati, che arrivano nella nostra isola. Di conseguenza attraverso il gioco del calcio si cerca appunto di fare una socializzazione molto importante. È un'attività che noi portiamo avanti con i nostri tecnici federali, che vanno direttamente negli SPRAR a dare un supporto non solo tecnico ma anche di organizzazione, per far sì che poi alla fine di questa manifestazione si arriva a una fase, prima a una vincente regionale, per poi una fase nazionale che si farà a Roma. Basket a 2, la Fortitudo Moncada Agrigento batte il Bergamo con il punteggio di 85-65. Le dichiarazioni degli allenatori del dopo partita, vediamo. Complimenti a Agrigento, siamo riusciti a tenere, direi, per 3 quarti. Alla fine del terzo quarto eravamo a 2 canestri di distanza. Nei primi minuti del quarto quarto abbiamo preso questo parziale 14-0 che ovviamente ci ha ammazzato e si è sommato a quello che era stato anche il parziale precedente, quando Agrigento ci aveva dato questo piccolo break.
Agrigento brava, conferma quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, e quindi non è casualmente nei primi posti in classifica, giocano una bella pallacanestro, ma io l'avevo detto già all'andata, forse una delle più belle pallacanestro, perché coinvolge tutti quanti giocano per il compagno, un modo diverso di giocare rispetto a tanti altri club, ovviamente noi in testa, che insomma noi in questo momento facciamo poco testo per quello che è l'andamento della nostra stagione. No, è stata una partita veramente difficile da approcciare, e non perché noi non ci fossimo, okay? Ma perché giocare dopo 3 giorni, dopo un viaggio, era difficile. Giocare contro una squadra che nelle ultime partite aveva dimostrato di essersi veramente ripresa dal punto di vista sia dell'impatto sulle partite che anche della qualità del gioco. E poi devo dire anche la verità, la mia sensazione nel primo quarto soprattutto era quella di essere in un ambiente che si era fatto un po' troppo la bocca buona, e questo non va bene, e questo riguarda tutto il contesto, perché se anche viene una Bergamo un po' in difficoltà a livello di classifica, non sta scritto da nessuna parte che la piccola Agrigento sia obbligata a vincere, perché non funziona così per nessuno, non deve funzionare così per noi. Sarebbe una cosa molto grave da parte della società, da parte della squadra, da parte del pubblico, da parte degli addetti ai lavori. Era una partita che temevo tantissimo, i miei ragazzi lo sanno, la temevo veramente molto, avevo paura che i ragazzi non avessero energia fisica sufficiente per riuscire a giocare la partita, come siamo obbligati noi a giocare le partite a questo livello per poter provare a vincerle. Okay? Abbiamo avuto diverse difficoltà e l'approccio di Bergamo è stato ottimo, hanno giocato una buona pallacanestro, noi abbiamo fatto fatica, le 8 palle perse del primo tempo in casa lo stanno a dimostrare, e facevamo fatica a trovare il ritmo, ma facevamo fatica anche a opporci alle loro giocate offensive. Avevamo comunque deciso di concedere molti più possessi agli altri giocatori e provare a togliere un po' la palla dalle mani ai 2 americani, che obiettivamente a livello di fatturato sono i loro giocatori più importanti. Ci siamo riusciti, perché al di là delle percentuali che non mi interessano, hanno giocato meno possessi rispetto al solito, e questa è stata un po' una chiave come la reazione della squadra usciti dallo spogliatoio. Ci siamo detti delle cose, importanti che ci teniamo per noi, siamo usciti con un'aggressività mentale, perché di fisico non avevamo molto da spendere a livello di energia, aggressività mentale diversa, abbiamo perso 2 palloni nel terzo e nel quarto quarto, abbiamo concesso 10 punti nel terzo quarto, abbiamo ripreso fiducia sulle nostre cose, e devo dire che i ragazzi hanno fatto uno sforzo, al di là di quello che si è visto dal di fuori, ha fatto uno sforzo stasera notevole, veramente notevole, perché questa era una partita tutt'altro che facile. Poi chiaramente anche un paio di situazioni sfortunate per Bergamo, un paio di uscite per infortuni, via dicendo, ci hanno un po' spianato la strada chiaramente sul finale, e la partita è andata via un pochettino più facile nell'ultimo quarto. Però ripeto, per noi non è scontato vincere contro nessuno, mai. Nel momento che dovesse essere così dentro di noi o chi ci sta intorno, vorrebbe dire che qualcosa di importante si è rotto. Noi oggi abbiamo lottato affinché questa cosa non si rompesse, ci siamo riusciti, e questa è la mentalità che ci deve accompagnare. Faccio per l'ennesima volta i complimenti ai ragazzi, perché hanno dimostrato di essere gruppo vero. Faccio i complimenti ai presenti, mi aspettavo più gente, però ripeto, c'è molto del discorso che ho fatto prima, okay? Quindi chi ha perso oggi è chi non è venuto a vedere la partita. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.